L'accordo con l'Europa, la tensione nel governo, poi il confronto nella notte tra il premier Conte e il ministro dell'Interno Salvini, gli animi che tornano, almeno apparentemente, distesi. Viene letta come una vittoria oggi dalla Lega la soluzione del braccio di ferro sull'accoglienza dei migranti della nave Sea-Watch al largo di Malta, con la redistribuzione dei richiedenti asilo tra 8 paesi, tra cui l'Italia. Per il presidente del Veneto Zaia, intervenuto in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, si è rispettata la volontà dei cittadini. La politica sta portando avanti il ministro, una politica che esce dalle urne in totale e piena democrazia. Il popolo ha fatto delle scelte. Finché si va in questa direzione il popolo resta attore principale, protagonista in questa fase storica. Invece qualcuno vorrebbe che i cittadini andassero a votare e poi qualcun altro decide al posto loro. Direi che la politica che stiamo facendo oggi rispetto all'immigrazione che sta facendo Matteo Salvini va nella fase di rispetto del popolo. Zaia perplesso tuttavia sull'affidamento dei migranti alla Chiesa Valdese non basta a risolvere, dice, le conseguenze legate all'ospitalità. Noi siamo una comunità che conosce la compassione e la solidarietà, premesso che fatto 10 le statistiche ci dicono che almeno 9 non sono profughi. Questi sono i dati ufficiali. Cioè fatto 10 o fatto 100, 93 non sono profughi. Quindi vuol dire che se ne arrivano 15, molto probabilmente il 90% di questi 15 non sono profughi. Ma al di là di questo, la Chiesa si occupa delle anime e noi dei corpi, no? Si dice così banalmente. Penso che se tu chiedi a qualcuno se vuol bene la mamma, tutti dicono sì che vogliono bene la mamma. Se chiedi a un prelato se è disposto a ospitare qualcuno, non può che dirti di sì. La verità è che poi i casini sul territorio ce li troviamo noi